Allora, Simone Quinquinio della Roma Calcio 8, una partita combattuta, alla fine è arrivata una sconfitta, sensazioni dopo il match. Bravi loro, una bella partita combattuta, abbiamo corso tanto, giocatori da parte loro forti e si è visto un bel match, hanno vinto di un gol questo, insomma, un po' di rammarico. Dopo uno svantaggio iniziale di 2-0 siete riusciti a recuperare, sembrava che la partita fosse cambiata, alla fine è arrivata la grande prestazione di Morezzi. Beh sì, è uno dei giocatori più forti della Lega, abbiamo fatto tanto per recuperare, ha fatto due giocate e abbiamo ancora provato a riprenderla in gioco, ma complimenti a lui e alla squadra loro. Rimanete a 27 punti in campionato, a questo punto quali sono gli obiettivi per il continuo della stagione e come vi preparate alle vostre prossime partite? Beh, partita per partita dobbiamo vincere, partita per partita dobbiamo fare delle gare importanti, poi il risultato viene da sé. Oggi abbiamo regalato forse un tempo intero o qualcosa in meno, però non ce lo possiamo permettere. Siamo nella parte bassa della classifica, quindi dobbiamo abbassare la testa e correre.